sera senza te non so se sto, nemmeno un'ora e tutte foto che fai spugliare, se fermo cuore e non amore te, sembra una tuppa che chiudo, sai che sono insieme a te, saccio vincere tutte le paure. Buonasera a tutti, ben ritrovati, ma che gioia, ma soprattutto quante emozioni questa sera, perché si parte con la prima a tu per tu, ma non sono la sola, insieme a me il mio compagno di viaggio, il giornalista Antonio Daddio. Eccoci qua, buonasera, dopo tante pubblicità, tanti annunci, finalmente è arrivato il momento della prima puntata. Ma dopo che ci siamo prodigati, perché dai, diciamocela tutta Antonio, siamo stati veramente insieme per questa bella avventura, a programmare, a pianificare. C'è una bella collaborazione, una bella sinergia anche. Sì, e quando insomma si sta bene insieme le cose vanno bene, soprattutto ci vuole sempre unione nel mondo artistico e non possiamo neanche dire vi sveliamo piano piano l'ospite perché l'abbiamo visto nella sigla. Vabbè, sì, vabbè, già lo sanno, ma anche la pubblicità ha parlato, anche no? I perché media Roma, partner, no? C'è il Roma che ne ha parlato, ecco, ospite in studio Gianluca Capozzi, quindi cominciamo proprio col botto. Vado a salutare anche Diego Paura, il nostro direttore della pagina spettacoli de Il Roma, ecco guardate che bella grafica, complimenti, e poi il nostro editore Angelo Ciero che non si fa mancare assolutamente nulla, però ci sono altre media partner, caro Antonio. E tu come dicevi giustamente la sinergia, ed è Ecco. importante perché con questo format parte la sinergia con una radio, Radio Studio M, la quale trasmetterà in audio tutta questa puntata giovedì alle ore 20 e quindi salutiamo le editrici Anna Maria e Susi Viscardi e poi siamo in diretta sulla pagina della Voce di Napoli, quindi si è unita stampa, radio, televisione e che Dio ce la mandi buona. No, posso dire che si sono unite tre grosse realtà su Napoli, perché la Voce di Napoli, oltretutto, veramente sul territorio da moltissimi anni, poi con i suoi tanti followers, e poi Radio Studio è una bella realtà, una bella radio, bella come piace a noi, come piace a me, Antonio Daddio, dove lavoriamo oggigiorno. Ida, ma perché a tu per tu? Perché a tu per tu, Antonio? Diciamolo, dillo tu, ma perché dillo a tu per tu? Perché ripercorreremo insieme tanti ospiti, le eccellenze della nostra terra, della nostra amata Napoli, perché non siamo solamente, ecco, in onda sulla nostra bella regione Campania, ma anche in Puglia, quindi potete seguirci al numero 190 in Puglia, Costa Ionica, Calabria e anche un po' di Basilicata e anche su streaming www.partenope.tv. Quindi ragazzi, cosa volete più? Stiamo conquistando un po' tutta l'Italia, ma il nostro editore Angelo Ciero piano piano insomma ci irradierà anche in tutta Italia. No, si allargherà piano piano, guarda. Senti Ida, a tu per tu perché appunto conosceremo non soltanto la vita professionale, che quella insomma è nota a tutti e tutti i fan della musica napoletana, ma cercheremo di scoprire, di scandagliare un po' nell'animo e nel cuore del nostro artista. Allora, non sarebbe una diretta, Antonio, per questo abbiamo scelto esclusivamente una diretta, per far sì che l'artista esploda sempre più e ci dica anche le tante curiosità e notizie. Noi ficchiamo il naso, Antonio. Sì. E lui ci risponderà, secondo te? Ma sicuramente sì, anzi io lo chiamerei perché Sì. gli voglio fare un ringraziamento pubblico. Quindi, chiamiamolo. per voi, Gianluca Capozzi! Eccolo, tanto atteso. Buonasera. Attesissimo. Buonasera. Ed Ciao è Gianluca. arrivato finalmente questo momento. Buonasera. Che bel momento è questo, Sì. ma come sei elegante. Poi il fisico, ecco, ragazzi, lui quello si allena veramente- tanto, È quello che è il fisico. Lui si allena Diciamo tanto. che causa lockdown non esattamente come vorrei, però insomma... Hai stretto amicizia con gli attrezzi di palestra. Mamma mia, cioè praticamente è una tortura il fatto che comunque insomma è innegabile che si mangia un po' tutti di più, è innegabile che ci si muova tutti di meno e le due cose non vanno bene. No, anche perché poi dopo subito si vede. Bravo. Diciamo c'è chi è fortunato che mangia e non si vede. Ah, io quelli non li sopporto. Nemmeno io, guarda. Senti, Ma stanno tanto simpatico. Gianluca, ci hanno scritto in questi giorni tantissimi del tuo fan club, dei gruppi Facebook, di Instagram, veramente tanti. Saluto tutti, insomma, anche se un po' li trascuro perché ultimamente non ho avuto molto modo di essere social. Insomma. E ti stanno veramente aspettando tutti e tutti Io aspetto sotto i vari post che abbiamo messo hanno detto seguiremo sicuramente con affetto e anche diciamo con piacere questo ritorno di Gianluca. Ma ci sediamo? Che Ci dici? sediamo, Ci anche accomodiamo? perché Gianluca- Era un finto. Gianluca, dovrai rispondere ad ogni domanda, ripercorreremo Bene, insieme a te signori, è stato un momenti piacere, storici. arrivederci. No, vieni, siediti dove Dipende- vai, è arrivato il tuo momento, anche perché occasioni prese al volo, le altre invece un po', ecco, non Ma che prese. occasione stai parlando? E di tante Lavorative, occasioni, lavorative lavorative. sempre, ecco, in gergo professionale. No, perché sai, devi rispondere a tutti, fare poco paura.
Per questo siamo in diretta, attenzione, Ecco, ma saranno trappola. anche monelle le tue fans. Io poi vengo Sì. sempre alle prime puntate, sono proprio bravo. Allora, e perciò ti dicevo un ringraziamento pubblico da parte Ecco. mia e di Ida, perché ti abbiamo chiamato e sei venuta alla prima puntata, questo format nuovo, se hai accettato subito così ad occhi chiusi. A scatola chiusa. E Ma questo io ci fa non piacere. vado molto al format, vado a chi conduce, alla produzione che c'è dietro, cioè se anche il format è diverso, le menti sono le stesse, l'eleganza Grazie. ve la riconosco da sempre, Grazie. quindi perché non accettare? Poi insomma qualche volta mi è capitato anche di trovarmi in situazioni che non mi sarei mai aspettato, però poi è il bello del gioco, insomma. Però questo gioco comincia a piacerti, quindi questa E è dipende, l'essenziale. non so ci tieni in capo tu. Però- Noi abbiamo in testa strane idee, vabbè, comunque. Anche perché abbiamo preparato a sua insaputa, Sì, perché sì, visto sì. proprio la Allora. diretta, abbiamo preparato Di nascosto. tre blocchi di fotografie, un videomessaggio, quindi insomma vediamo se tutto sarà gradito a Gianluca. Però poi sinceramente a fine della puntata ci devi dire se tutto ti è piaciuto o no. Ragazzi, mi stavo mettendo un'ansia in gola, un'agite. Tranquillo, tranquillo. Sicuramente sarai riconoscente. Quasi quasi ne va secondo. Siamo sicuri, anche perché Gianluca è un ragazzo determinato, ama molto, ecco, creare interazioni. L'abbiamo visto anche durante il lockdown, vicinissimo, vicinissimo ai tanti fans, quindi questa è una cosa che accomuna veramente tanti. Diciamo che quella è stata l'unica occasione in cui ho apprezzato i social network, perché diciamoci la verità, un po' ci tolgono la realtà e ci tolgono alla realtà. Ecco. In quel momento hanno avuto una funzione che immaginavo il lockdown 20 anni prima. Sì. Sarebbe stata una tristezza allucinante, sarebbe stato come essere assolutamente degli eremiti, mentre invece, ecco, poi vedi, noti diciamo, la reale utilità dei social network è quella di avvicinare la gente. Poi che se ne facciano abuso è un'altra cosa, Vabbè, però sì, in quel caso sono ha dimostrato d'accordo. di essere una grande arma contro la solitudine, E io, prima a me. io ho apprezzato anche un'altra cosa, nel senso, a parte che tu insomma tenevi compagnia a tutto il tuo pubblico, insomma ti collegavi e facevi delle dirette, facevi delle dirette, ma mi è piaciuto poi anche i vari messaggi che tu hai voluto mandare in questo momento particolare. Non siamo riusciti a scaricare, però Quanti ancora ne avrei voluto mandare, ma però non ce lo racconti tu, questa, Sì. questo messaggio che è Napoli Covid-19, che mi è piaciuto molto, tutto quel messaggio che ha dato, e poi quella invece versione simpatica di Resta, con tutti i tuoi colleghi, amici. Bella quella. con i Sciacche Medico, sì, con Harry e Antonio. Quindi insomma utilizzare anche questo periodo di organizzare, chiusura sì. creando, no? Ci Essendo siamo messi creativi. un po' tutti a nudo, perché io sono, diciamo, tra virgolette, antidivo per natura, cioè io non credo che chi faccia il mio lavoro debba chiudersi in quest'alone di divismo, no? Cioè io sono abbastanza semplice e forse questo periodo di lockdown ci ha messi tutti quanti davanti ad una realtà che siamo comunque persone semplici, siamo persone della porta accanto, ed è giusto che si rimanga tali, perché la vita può cambiare veramente in un momento e ne è stata la riprova questa cosa che è successa. E quello mi è piaciuto, e mi è piaciuto anche come inizialmente come si è comportato il nostro popolo, Sì. Sì, è cioè, vero. che ha dimostrato veramente di avere nascosto da qualche parte, chissà perché La negli forza, anni la forza. aveva questo cuore enorme, questa forza Generosità, enorme, sì. questa generosità enorme, ha fatto cose per le quali io sono, come dire, Anche orgoglioso. rafforzatamente Rafforzato. orgoglioso di quella che è la nostra Napoli, e non solo, la Campania, il Sud. Cioè, comunque abbiamo scoperto delle cose, ci è servuto, solo che mo ci hanno imparato troppo, potessimo mo pure... basta. E adesso mo dobbiamo si potesse cominciare. pure Allora, fornire. prima di parlare dei tuoi nuovi start discografici, adesso ripercorreremo un po' i tuoi aneddoti, curiosità, tante saranno lì attente, però dobbiamo ringraziare sì. anche colui che è dietro al pianoforte. Che- Massimo Capozzi! E Ciao, questo, Massimo! e questo ci fa capire che insomma Gianluca ci regalerà delle cose dal vivo, e non quindi vediamo questa l'ora. è ancora un'occasione per rimanere sintonizzati. Prima di partire Sì, vai, con Antonio. la scoperta di Gianluca attraverso i titoli delle sue canzoni, vuoi ricordare il numero WhatsApp? Allora, il numero WhatsApp per poter interagire con noi è 392
04 64 803. Vogliamo belle domande, però mi raccomando. Vogliamo qualche curiosità: da quanti anni conoscete Gianluca? Da quanti anni, ecco, attraverso le sue canzoni vi innamorate sempre più? Vi siete innamorati per la prima volta con una canzone, come ho fatto io per esempio? Quindi dopo lo svelerò, dai. Quindi vi aspettiamo su pure i WhatsApp. vostri altarini, non su di me. No, adesso sei tu Adesso sotto torchio. Tutto concentrato su di te, sì. e cominciamo questa prima parte conoscendoti attraverso i titoli delle tue canzoni. Allora, partendo proprio Vai, Antonio. da Tra musica e poesia, Sì. raccontaci un poco la tua vita tra musica e poesia. Tra musica e poesia mi ricorda mio zio Stefano Fani, perché sono i miei esordi, e pochi sanno che quel disco non l'ho scritto io, ma l'ha scritto Stefano Fani, Stefano Capozzi, in arte Stefano Fani, in collaborazione con Massimiliano, ma gran parte erano proprio, le canzoni erano frutto della penna di Stefano Fani, che è stato il primo a credere in me. Un giorno, ma io facevo piano bar, cantavo cover di cantanti napoletani. Il giorno che lui mi sentì cantare, mi disse: stiamo perdendo tempo. Dice: perché stai cantando le canzoni di altri e non canti canzoni tue? E di lì, insomma, abbiamo cominciato questa avventura, che all'inizio sembrava una cosa buttata lì. E quel disco cominciò a farmi muovere per le prime radio, per i primi network locali e tutte queste cose qua. Quindi questo disco mi ricorda lui, in particolare, che non c'è più, ahimè. E mi ricorda quel periodo in cui io non avrei mai assolutamente immaginato che poi, dopo 25-26 anni di canzoni, io avessi ancora modo di esprimermi, che avessi dopo tanti anni persone che rimangono incollate alle mie canzoni attraverso le proprie emozioni, cioè era tutto impensabile, quindi tutto quello che non mi aspettavo. Fino al 1996, quando portasti a spasso la tua anima, a spasso con l'anima. E infatti il disco si chiama così perché effettivamente io e mio fratello Massimiliano cominciamo a scrivere, cioè veramente a fare il cantautore io e l'autore lui, e inevitabilmente quando scrivi a una parte lei cerca il canzone e le cerchi nella tua anima. Quindi io dissi: chiamiamola a spasso nell'anima, perché è la prima volta che ci andiamo effettivamente a spasso e che cerchiamo di capire cosa abbiamo dentro. E devo dire che scelgono un sacco di cose, fortunatamente, che somigliano pure a quello che sentiva la gente, perché io credo che una canzone abbia un successo nel momento in cui ha riscontro appunto nelle emozioni delle persone, e scoprì di somigliare a tante persone, e tante persone venivano ad ascoltarmi. Quindi insomma, sta camminata in dall'anno mi ha detto buona andò bene, meno male. E passiamo a Sono come sono. Tu sei come sei o metti dei filtri, degli schermi? No, io fosse cielo, a volte dovrei. Diciamo che nel tempo ho imparato a proteggermi, divento, come dire, introverso. Molte persone pensano che io sia presuntuoso, perché nel tempo, cioè io sono ancora uno che smette scorno, cioè entro in un posto, entro a sguardo basso, perché comunque ho come dire, una mia timidezza interiore. Le persone hanno sempre scambiata per saccenza, per presunzione, però in verità io non riesco ad essere diverso da come sono, quindi a volte devo frenarmi per non dar subito la visione di me stesso, perché in molte occasioni, se tu ti mostri subito per come sei, ti mangiano, ti pigliano a morso proprio, veramente. E allora insomma, ho imparato ad essere un pochettino più ritroso, ma non so essere diverso da come sono. Infatti quel disco nasceva da una frase: le canzoni nascono spontanee come i battiti del cuore. Per questo sono e resterò per sempre come sono. E quindi cosa chiedi o cerchi ogni giorno di più? Bella questa. Ogni giorno di più è altro disco magnifico, perché cioè, lì c'è stata una sorta di prima consacrazione. Attraverso quel disco veramente ci siamo ritagliati un mondo nostro. Molti mi dicevano che quel disco era estremo, perché io, non è per dirlo, ma fino a Non voglio perderti, quasi, e dico quasi nessuno, si permetteva il lusso di cantare canzoni totalmente in italiano, di cantare il napoletano in un determinato modo, insomma affrontandolo in una chiave, come dire, un pochettino più soft, più light, più, sì,
non voglio dire elegante, però insomma in un modo Chiave più diversa, delicato. sì, delicato, Ecco, sì. in un modo più delicato. Quando feci quel disco molti mi dissero: Gianluca, cioè, ma sei sicuro? Io ho detto no. Però così mi vengono le canzoni, vediamo che succede. Da lì uscì Ti amo, Mai, Quando da Namur, insomma, fotografie, tante cose sono uscite da quel disco, belle, Il mare e la luna. Insomma, ed è stata anche quella una scommessa. Cioè, la verità, ne abbiamo fatto parecchio, ogni disco era una scommessa, perché venivamo da un periodo dove veramente si cantava altro, cioè, Sì, vero. si cantava tutt'altra storia, forse c'era sicuramente qualcuno che come me già guardava avanti, che ne so, tipo Franco, Ricciardi, tipo lo stesso, cioè D'Alessio, Gigi, sì. però ecco anche lo stesso D'Alessio quando uscì, magari che sta succedendo, cioè era una ondata da cui poi è partito il neomelodico moderno, il neomelodico è sempre esistito già da Nino D'Angelo, però quell'ondata lì era proprio pop, cioè era bella pop. E Senti Gianluca, continuiamo dopo con questa simpatica Vai, incursione. ci parla d'assai. No, anche perché adesso- dopo ci farà ascoltare sì. anche qualche suo pezzo storico. Adesso non soltanto sei nostro ospite, Sì. ma diventi anche presentatore. Pure, già Sì. ci parla No, diventi anche presentatore perché e vi intervisto. No, perché ci presenti tu adesso questo video che parte dalla regia Sì. di questa Oh. tua esperienza straniera. Ah, sì, devo solo Lo- dire il titolo. Solo il titolo e poi dopo Sì. ne parliamo In dopo. collaborazione con Raf MC, il brano si chiama Perché Gianluca Capozzi e Raf MC. Eccola, Ma Los bellissima. Angeles, ti è piaciuta al primo acchito? Ti è piaciuta subito questa Raccontaci città? questa collaborazione. Allora, la collaborazione è stata magnifica perché poi Raf è un ragazzo fantastico, una persona fantastica ed è un performer di Zumba molto 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 conosciuto nel mondo e siccome lui abitato a Miami per anni, adesso è ritornato in Italia, e nacque questa idea di fare questa collaborazione, di girare il video proprio nella sua Miami, sua nel senso la sua seconda città, diciamo. Devo dire, sono andato lì, ho trovato innanzitutto ciò che mi è piaciuto di Miami, la cultura ispanica. Cioè sembra strano, ma io sono arrivato là e invece di chiedermi se parlassi l'inglese, mi dicevi: ma come, non sai lo spagnolo? Molto Scusa, simile alla nostra poi. Cioè, ero stupido. Siamo a Los Angeles. Siamo a Los Angeles, no, serve lo spagnolo tanto quanto l'inglese. E devo dire che è stato un posto veramente meraviglioso, anche se mi ha fatto molto rivalutare la nostra Italia. Sì. Cioè, noi ci aspettavamo che sia a Miami, insomma, in verità è bella e ovviamente vissuta in maniera diversa dalla nostra Italia, perché noi e Bodo ci sappiamo vivere cose. Però ci sono posti qui veramente fantastici, cioè preferisco molto più Los Angeles per esempio a Miami, però di Miami mi è rimasta nel cuore la cultura, quest'anima cubana, quest'anima ispano-americana, Tutto un visto. questo mix. E poi abbiamo visto anche i video, insomma, di questa presentazione nelle TV sì, a lì Telemundo. americane. Telemundo è stata una bellissima esperienza. Fatto anche un Telemundo- balletto, io ho visto il video, Sì, fatto anche sì, un balletto. sì, assolutamente, con due collaboratrici di RAF, anche lì Telemundo è una TV seguita in tutta l'America e nel Sud America e ci è servita tanto perché questa canzone ci è servita proprio per quel mercato lì, per aprirci uno spiraglio in quello che è il mondo del latino, che E ci raccontavi che- siamo una cosa così in un mondo enorme, perché veramente è spaziale quella roba lì. Ci raccontavi che sta andando bene in quel... Sì, è bello vedere lo streaming, sai, noi abbiamo accesso al backside di Spotify e tu vedi streaming New York, streaming Los Angeles, streaming Bello, Sud però. America, insomma un po' che ne so, Buenos Aires. Ah, è bello. Comunque è una cosa che Salutando, fa ecco, piacere. salutando anche gli amici di Radio Studio M, perché sono in tanti a seguirci anche perché saremo in onda proprio Radio giovedì. Studio M, salutiamo Radio tutti Studio gli M, amici di tutti, Radio Anna Maria Studio M. Viscardi, Susi Ciao. e tutto il nostro pubblico. Salutiamo la voce di Napoli di Bruno Cirillo, che già sono arrivate alcune domande, ecco, brevemente te le leggo. Vai. Nino Grasso, perché ad un tratto della tua carriera ti sei fermato col cantare? No, in verità ci sono state delle vicissitudini discografico-legali, insomma in più un momento mio in cui avevo dato vita, cioè ho dovuto rifare 2 volte lo stesso disco, poi ci sono stati dei passaggi in cui ho tentato di fare delle cose, insomma non ero fermo in verità, che ne ho passate di cotte e di crude, diciamo la verità. Francesca Antolini, invece, la prima canzone che hai scritto, quando ti sei appassionato di musica? Allora, io ho scritto la mia prima canzone a 14 anni.
e ahimè ho scritto un testo sul tema del padrino. Ah, Mamma mia, Wow. un fatto allucinante, veramente, non lo dico proprio, cioè il mio primo Surgente testo. proprio. Il mio primo testo. Poi, vabbè, dopo con Massimo insomma, abbiamo cominciato a scrivere canzoni veramente nostre ed è cambiata un po' la cosa, però tu da qualche parte devi cominciare. Insomma. la prima canzone proprio di successo che avete scritto, qual è stata? Allora, la prima canzone di successo, io e Massimo, la prima che è partita era Eppur stasera, No. proprio la prima che è partita. E invece te ne faccio due, ok? In modo tale che stringiamo i tempi perché ci Sì, deve stare sì. questo live, la gente vuole ascoltarti cantare. Federica Bassano scrive: ti senti realizzato a livello professionale? Ha qualche rimpianto? Amalia invece Bernardo: vorrei ringraziare Gianluca per aver inciso Non voglio perderti, una canzone di cui sono legata da piccolina e ogni volta che ascolto questa canzone non posso fare a meno di pensare che sei un grande, che la tua musica l'hai fatta sempre con il cuore. Un abbraccio e avanti tutta. Ciao Amalia. Allora, no, rimpianti. Ma secondo me i rimpianti li ha chi non fa, chi non rischia. Io ho rischiato e come, cioè, anzi, ho rischiato. Chi non risica non finto. rosica, si dice? Non ne ho vera. Non ne perché ho ci vera? sta pure gente che insomma sta sempre allo stesso posto, fai fatto suo. Si accontenta di quello che ha. E si Dipende da come accontenta sei del fatto. Dipende da piccolo. come sei fatto. Sì. Se qualcosa ti guida a spingerti sempre più in là, ed è quello che mi ha guidato anche nel mio percorso nella musica della mia città, se sei fatto così ti spingi perché è inevitabile, non ci pensi, lo fai. Se poi senti questa spinta e non lo fai, allora là preparati un giorno ad avere dei rimpianti, Sì. perché li avrai. Nel momento in cui lo fai e sbagli, allora non hai rimpianti, dici che insomma ti hai chiuso buono, però io posso dire che mi è andata bene. Che Vabbè, comunque, cadi e poi ti rialzi, è normale. cioè, ho avuto quante modo volte? di fare 25 anni di musica e non si sono formato ancora, sfido chiunque. Io ho sempre detto che a qualsiasi livello volessi morire cantando, insomma. Gianluca, è proprio causa lockdown questi 25 anni non li hai potuti festeggiare, ma li festeggerai. Mannaccia! Li festeggerai Mannaccia, questi 25 assolutamente. Sì, carriere. devi. Ma questa è la cosa che mi crea proprio un problema mio, che io volevo fare sta cosa e non è stato possibile. Vabbè, devo la dire. farai. Vai. Senti, Ida, Antonio. non soltanto Sì. noi abbiamo preparato delle sorprese Sì. che tra poco vediamo, ma anche Gianluca, perché questo live non sappiamo quali canzoni ha scelto. Assolutamente. Vabbè, diciamo E che- quindi se posso dire, Sì. se posso dire, È normale. posso prendere il Sì, microfono e stare sì. qua con Sì, voi? Perché sì, sta vai. cosa io Anzi, l'avevo ci fa piacere. prevista. Coinvolgici. No, l'avevo prevista proprio così, insomma, un intrattenimento tra amici, come se si fa a casa mia. Bravo. Ok, immaginate Vabbè. state a casa mia. Siccome c'è anche la canzone finale che poi capirete perché, insomma, no? Però facciamo, come dire, un passaggio rapido di alcune canzoni. Qualcuna l'abbiamo citata, qualcuna no, ma dovrebbe venire in mente a chi ci ascolta. Io senza te, lontana da te, sarebbe come dire un po' morire, ma stai con me e penso che non nascerà mai il giorno dell'addio, perché tu sei parte di me, perché voglio solo a te, ti respiri in te, respira, tu sei l'acqua e sono gazzetta, e con te in braccio a te saccia sta, voglio sta, perché tu, solo tu, come a te, solo tu, sempre tu, mi sai fabulare. Dopo un po' c'era questa qui, raccontava di una telefonata, pochi lo sanno. O vuoi capire, ti voglio ancora bene. Sai che non so brava a cercare scusa, però si può, mi impara, ma tu giura che tornasci con me già da stasera. O vuoi capire, ti voglio ancora bene. Io capisco no, che da lontana, ma che non riesco più a stare con nessuno.
perché in da mezz'ora 20 minuti parla sulle idee. Mo chissà dove sta, si se scordate me, chissà si con chi lo là sei spogliato già, o mi pensa ancora e non riesce a fare, mo chissà dove sta, si se scordate me, chissà se mi voglio amare, perché sento che un po' che chi sta amore l'è rimasto in tuo cuore e mo sta piangendo come a me. Che fa? Signora c'ha cuore per una lucca, perché già sa che non può tornare, una storia è ferluta tanto tempo fa, e che fa? Si morto, si sposato e non puoi immaginare che non so bravo ancora a ti scordare, proprio che un anno fa sono stata brava a te assai. E questa ti riguarda un po' da vicino, che sta Antonio Maghità quando sono asciutto. Lasciala, se over non ci tiene allora lasciala, sì con me tu over volando a rinda la favola, tu non sai che le cose va bene con un pacchero, e se quando come sa da vestire non sei più con me quando stai insieme a me, prima ce la sa rinda una lacrima, lasciala, se over non ci tiene allora lasciala, lasciala, se io fai non resta sola, Ma io sono nostalgica di questi pezzi che mi hanno fatto, guarda, ad un certo punto Mi veniva da piangere. no, volevo scomparire, Gianluca, Vedi, veramente, volevo nel senso. scomparire perché davvero mi hanno fatto emozionare e ogni qualvolta che li canti Ti viene in mente no, qualcosa? sì, sai, hai quei flashback davanti che non puoi farne a meno di quei vecchi momenti. Eravamo in pochi. Le canzoni sono cattivo chest. Mamma, quanto sei stato cattivo nei miei riguardi. Sì, devo dire, anche se io dico sempre una cosa, sono terapeutiche, Sì, è perché vero. al momento giusto ci vuole anche la canzone che enfatizza anche quel piccolo momento di nostalgia, perché poi dopo ti nasce una carica che veramente puoi abbattere il mondo dopo. Quando raffiorano, è vero, sì, è vero. Sì, e secondo me serve pure questo. Mamma Ed mia. è vero poi quando qualche volta insomma ci incontriamo e parliamo, è vero che quando poi preparate i nuovi concerti è sempre difficile fare la scaletta perché sono tutti successi. Sì. Assolutamente sì, il problema sono proprio le inamovibili, cioè spesso mi sento dire ma perché non metti tutte le canzoni di un disco nuovo nel concerto?
Perché ne ha vista fare insieme, perché resta e non la può luare. Angel e non la può luare. Lei e non la puoi togliere. Queste qui e non le puoi togliere, ecco perché nascono poi dei medley dove tu cerchi comunque di farle tutte, però se io, grazie a Dio, volessi fare tutte le canzoni che hanno avuto un certo riscontro, perché di successo non voglio neanche parlare, però tutte le canzoni che hanno avuto un riscontro, io mi ritrovo oggi a fare concerti in cui 23-24 canzoni me le cantano dalla prima all'ultima delle migliaia di persone che ho davanti. E questo è stato forse, la mia fortuna più grande è stata quella che in ogni disco siano venute fuori 6-7 canzoni, 6-7 brani che poi sono durati nel tempo. Basta pensare che Non voglio perderti, Non mi paro vera, Non ti scordi più, cioè, tutti nello stesso disco. Cioè, quindi in un unico disco ho avuto modo di avere. E questa, diciamo, per un artista è una bella soddisfazione, perché in genere uno fa un disco Bravo. ed esce un brano. Invece Sì. Era proprio quella la scommessa vinta. Cioè, io dopo i primi 2 dischi già avevo all'attivo 10-12 brani, e da 2 anni avevo iniziato, già avevo 10-12 brani che mi cantavano tutti, quindi era un forte impatto live, il live che poi ho sempre amato. Cioè, a me piace. Perché ti mancano. Mamma. Ma hai capito Antonio, lui mantiene alti gli umori, quindi anche io sono molto up insieme a Gianluca Capozzi. Moralmente la nostra Marianna Leone, alla quale mandiamo i nostri saluti, moralmente ha il morale a pezzi, ha l'umore a pezzi, ecco, si sa, in questo periodo un po' brutto. Ecco, quindi noi gli mandiamo tanti saluti perché ha scritto anche lei sulla pagina Voce di spero che sia una cosa temporanea. Ma sì, no, specie il lockdown, quello che abbiamo passato. Allora ecco, Mario, stiamo tutti nella stessa barca, quindi Allora, su con però la lei vita. un po' di più. Stiamo cominciando a conoscere, cioè conosceremo anche Sì. qualcosa del privato di Gianluca. Voglio conoscere se la regia, che poi, Si prepara scusami, qualcosa. noi seguendo anche i social abbiamo socializzato con te e Sì. la regia, se vuole preparare un po' le foto del blocco 2, Blocco 2. blocco 2, Blocco 2. Ma perché il blocco 1 lo mettiamo dopo il il blocco 2? blocco 1 lo mettiamo Aprite le porte. Adesso mi viene di mettere il blocco 2 perché l'ho visto in un momento in cui può parlare del blocco 2. Ci colleghiamo ecco al momento del blocco vediamo 2. un po'. pure il blocco 2. Sì, lo vedi pure tu. Vediamo questo Vediamo blocco magari. 2. Lo vedi pure tu e poi lo commentiamo. Vediamo se la regia ci manda. Eccolo, Questo eccolo. video perché... Ma che bassotto! Vedi tutte quelle che abbiamo scelto. Ho capito dai social che ti sei innamorato di questo cagnolino. Sia del bassotto e sia della tua, ecco. Vabbè, parliamo del bassotto, non sappiamo se lui non vuole andare sappiamo, oltre. No, ma figurati, non lo sai, non ho nessun problema, anche perché quando faccio una cosa sono consapevole di quello che pubblicata, la faccio. foto, Voglio dire, non è che... No, ma l'evoluzione del cane che cresce, bellino proprio. È vero. Com'è cambiata la tua vita con Aaron? Allora, io già avevo un cane tempo addietro, diciamo che non... Allora, per me il cane è una cosa molto molto più seria di quanto chiunque possa pensare. Io il cane lo reputo una bambino. responsabilità forse anche eccessiva, perché a volte sono anche un po' esagerato. Però secondo me quando tu prendi un cane ti sei assunto la responsabilità della sua vita. Sì. E questa cosa non cagna mai. Perché un creatore cresce, si fa, ma a un certo punto tu dici vicino al figlio, ti dice pedala Vai e a lo lavorare. guardi da lontano. Il cane a fatica non va mai, è una Dipende vita da che te non il fa, cane, e normale. quindi, cioè, voglio dire, e non ero molto propenso a prendere un altro cane, anche perché io sono di natura abbastanza attaccato alle mie cose, quindi una volta che non avevo più il cane di prima, che insomma non era mio, ma era della mia ex compagna, sono rimasto talmente male che non volevo più cani. È un impegno per la vita, Gianluca, Vabbè, si poi sa. è un amore, È un cioè voglio amore, dire, sì. è come insomma, se me l'avessero strappata in due cuore, e non lo volevo. A un certo punto invece la mia attuale compagna, che comunque è la mia compagna da un po' di anni, non È ho mai bellissima, pubblicato è perché voglio dire non sono proprio portato a mettere sui social tutto ciò che vivo nel quotidiano, non la mia compagna, ma proprio cioè, Tutto. io vedo che persone vanno a fare spesa, riescono a fare la storia in video, ma io non ci riesco. Anche perché non hai tempo. No, non avresti tempo. proprio non sopportate, cioè la cosa di fare la fotografia del piatto Sì, a tavola, sì, io sì, comincio a lo mangiare so, direttamente. E non Nel frattempo finisci la pietanza. capito? No, non ci penso proprio, capo a me Va questo bene, è pieno giusto momento. che sia così. Però siccome in questo periodo, come ho detto già prima, riscopriamo delle cose, mi è venuto naturale postare delle cose un po' mie. Una delle fotografie, tra parentesi, Aaron, così si chiama il mio bassottino, mi ha accompagnato in ospedale. Cioè fondamentalmente io stavo andando a fare l'operazione alle anche
e ho pubblicato questa fotografia prima dell'operazione e devo dire che ho scoperto un'energia, perché si può dire non fotendo, mamma, sì. mamma mia, mandena, però mi ha veramente riempito di amore e Ti ha mi dato riempie forza. di amore e ci riempie di amore ed è un qualche cosa indescrivibile, ma potuto dicere una cosa che stia lucana, però io oggi lo posso dire veramente, non posso pensare di non averlo con me e non posso pensare di non averlo nella mia vita. Non te lo saresti ragazzi. aspettato, No, questo grande no, amore? No, veramente. E ti ripeto, vengo dall'esperienza in cui ce l'ho avuto il cane. Sì. Però Aaron è diventato proprio, cioè, uno sput, un cane Ma poi sput. tenero e Bellino, impertinente, sì, sì, sì. sì. Bravo, è proprio bravo. Il termine è giusto, zoccata, esatto. tu lo vedi la faccia Sì, che sì. c'ha. È impertinente, mi sfotto, è vicino, mi sfotto, se ne fuio, cioè, fa sti cose proprio a scugnizzo, è un cane scugnizzo. Non hai mai visto un bassotto napoletano? No? Però esiste, va, ce l'ha Gianluca. bassotto napoletano. Senti Gianluca, l'hai detto tu, perciò te lo chiedo, Sì. il lockdown non ti ha fatto mancare niente, ti ha fatto anche fare un'operazione. Niente proprio, Eh, chissà non mi è mancato niente, io non voglio dirlo, ma Che però è veramente... andata bene, abbiamo visto anche la riabilitazione, adesso Sì, insomma, è andata bene. diciamo che non sono potuto tornare allo sport, che è un'altra delle mie passioni, ci vado molto piano, perché poi ringrazio pubblicamente l'equipe del dottor Grappiolo, di Antonello Della Rocca, di Gabriele, il mio amico che mi ha seguito in tutto l'iter, e proprio perché io do valore a quello che hanno fatto, ma che piano piano voglio fare guai, però arriverò anche a quello. Allora, noi vogliamo continuare Sì. il nostro discorso nella musica, in questo bello oblio, in questo pianeta magico di Gianluca Capozzi. Allora, arriviamo a Sarò Musica. Ecco, Sì. tu hai ufficializzato la tua musica, questa grandezza. Sì, diciamo che mi ha mandato anche a a qualcuno. Sì, della canzone, cioè mandavo proprio a no, lì ho scoperto L'hai che, trasmessa anche agli altri. cioè, diciamo che lì ho scoperto che avevo un mondo, Sì. cioè che a qualsiasi livello fosse avevo una famiglia, avevo gente che mi ascoltava e non solo mi ascoltava, ma voleva proprio bene. E allora a quel punto ho detto, sapete, c'è di nuovo. Allora tu anda, e ho continuato per la mia strada a prescindere. Ah, per questo resta non andare via. No. No, a lui ho detto vai, qua resta. Vai. Hai slaggio mannata proprio. Senti, ma ti è capitato invece di dire a qualcuno, fai, tanto parlerai di me? Ah sì. Qualcuna. Qualcuno. Qualcuna sì. Vabbè, qualcuno pensavo nel lavoro, dice non mi dai affidamento, Ah, però no. poi parlerai di me. Nel lavoro no, ma sulla macchina del paese, ma parlerai di me, mi interessa, no? Una volta che molto si chiusa a esplicito. Gigi. Ma hai saputo se poi questa ha parlato di te dopo? Sì. Ah, sì, ne ha dette, di cotte e di crude. No, no. non mai detto niente, però a roppe avevo come si è penduto. Vabbè, Vabbè, capita. capita. Allora, invece poi, ecco, arrivi tu. E poi arrivi E poi arrivi tu. Eh. Arriva chi? Questo lo volevamo sapere, Antonio. Ci siamo chiesti, ma Ah, ma arriva proprio chi? non mi conosci. No, ma Ma sai che tu, cioè, ma io ci stai andava, se non potessi fare un mestiere che faccio, cioè io sono comunque uno che, non lo so se voi sapete qualcosa di più di me, però mi hanno detto che dipende dal segno zodiacale. Ah, sì. Ariete, sei un ariete, quindi. Io resetto. Io Sei anche resetto. testardo anche? Sì, però resetto, cioè io a volte mi devo ricordare che delle persone mi hanno fatto certe cose pure cattive, me lo devono ricordare perché li scordo proprio. Però come cancello le cose cattive, resetto anche le emozioni, cioè io non è che se ho una delusione in amore basta è finito là. No, io riesco anche a rinnovarmi, quindi per dire cosa, che ogni volta che arriva una cosa dico, io, ok, che se che mi innamoro, ovviamente mi innamoro. E quando mi innamoro scrivo canzoni come Poi arrivi tu. E poi questa canzone, visto che ti ha emozionato così tanto, che ti ha portato alle selezioni di Sanremo. Ah, quello sì. Mo sì, Quella è una piccola soddisfazione, anche se non è successo niente. Però siccome Sanremo era, non lo so, adesso non so che cos'è, però prima era una macchina così complicata che se non Prima facevi sì. delle, come dire, delle trafile, dei percorsi, e quando ci arrivava. Invece Sono quell'anno d'accordo. fecero le selezioni online, io mi tolsi questa piccola soddisfazione di arrivare tipo quarto su 800 candidati online in tutta Italia e mi iscrissi anche molto tardi,
dal punto di vista proprio della tempistica, e tipo in 15 giorni, non so, 350.000 voti, una cosa del genere. Arrivai quarto in questa lista e tutti, non sono mai sentito vincitore, tutti mi dissero guarda secondo me sei dentro, così sei dentro. Invece dopo un po' praticamente quella pagina sparì da internet e nessuno di lì là, pure prima, non sono passati. Non andò da nessuna parte. Vecchie storie. Fu una bella, come dire, una bella gratificazione da parte sempre del pubblico, del web, che poi all'epoca non era un web emo, cioè era proprio l'inizio del web, capiva se neanche se contasse qualcosa o meno, però io lì insomma ho potuto per la prima volta assaggiare attraverso il web quando la gente mi voleva bene, ed è stata quella la mia piccola vittoria. Ma tra le cose che hai, quali sono quelle più importanti? Aaron. No, tra le cose, io ce l'ho tante, io sono fortunato, poi alla fine non lo diciamo mai, mi pare tanto che ci manca qualcosa, insomma, l'asse per una palla a denaro, a coppa, come si dice, insomma, cioè io penso di avere tante cose, ho avuto una magnifica evoluzione artistica, diciamo che ho avuto una vita intensa, cioè io ho un sacco di cose belle, ho un sacco di amici, un sacco significa per me già 5 o 6 sono assai, gli amici veri, 6, 7 sono assai, però ho anche tanti conoscenti che non vedo spesso, però cioè, ma veramente, insomma, ma uno che boh. E quindi insomma sei contento di quello Ma che le hai? escalation, ecco, continuano anche da Era Ieri, su Rai, portasti questo Era brano. ieri sì, prendemmo questo premio prestigioso. che poi ero veramente insomma, scioccato, c'era di tutto, tutta la musica italiana che contasse in quel momento, i Modai, Negramaro, Emma Marrone, mamma mia, c'era di tutto, c'era Cremonini, c'era di tutto, cioè, io li guardavo più come fan, cioè, veramente. E prendemmo questo premio dalle mani di Amadeus. E quella pure è stata veramente una bella parentesi e soprattutto avere poi addosso cioè comunque una bella energia da parte anche degli altri, cioè mi ricordo parole bellissime, mi ricordo apprezzamenti bellissimi, mi ricordo complimenti che magari insomma tu che vieni da un emisfero totalmente diverso, perché una cosa è partire... Guarda che sei uguale per me, non perché loro siano ecco sul piedistallo, no, loro siano però parti da un in emisfero alte diverso. vette, sì, però comunque per noi sei uguale alla sì, loro, no, ma ecco. infatti, cioè, che stai dicendo in inglese, però Meno male. voglio dire... Me li hai descritti cioè, come mostri e poi, per ecco, me i Negramaro hanno scritto una grande parentesi Sì. della musica italiana. Cioè, ma anche tu hai scritto insomma, per Silvia Mezzanotte. Sì, Silvia, assolutamente. Dopo ce lo racconto questo. sì. Però adesso, per Vai, gli amici Antonio. di Radio Studio M, Sì. per gli amici della pagina La Voce di Napoli, Anche su Instagram La Voce di Napoli su siamo. Instagram Sì. anche La Voce di Napoli, oltre che su Tra Facebook, l'altro li seguo anche. e naturalmente per tutti i telespettatori di Partenope TV vogliamo un altro live. Sì. Un altro live, che abbiamo preparato? Tanti live vogliamo. Ah sì, dai, facciamo quella lì, dai. Questa è un po' più... Se mi date un po' di volume... Eccomi qua. Questo è un po' più recente, eh? Sì. Se l'anima sapesse ragionare, l'amore fosse un pensiero, e un pensiero è facile a lo fa cagnare, ma se in amore è amore vero, la basta poche scene in tuo cuore, e può durare 100 anni come fosse un'ora. Se l'anima sapesse ragionare, non avesse arurato bene, non afferniamo un attimo e ci appiccicare, tornando tutti i volte insieme, ma il sentimento non sente ragione, e mentre da carezza fa tremare stimare, e mi innamoro ancora di te, soltanto se ti sfiora. Quando da dormo cuore a me, mentre fa freddo fuori, sì che lui respira che non ha da mai mancare, sì che il momento che si chiama eternità, e mi innamoro ancora di te come se fosse ieri, perché ogni giorno senza te è un albo che non schiara,
Forse non esistono parole per spiegare chi sto mare bene che tu solo mi sai fare. Una storia ha cominciato per finire, un amore che pareva una bugia, ma è verità che il tempo sa per raccontare. E mi innamoro ancora di te. Forse non esistono parole per spiegare chi sto mare bene ma tu solo mi sai fare. Se l'anima sapesse ragionare, l'amore fosse un pensiero. Adesso ci devi svelare questo fiato, dove lo prendi? Dove lo raccogli? Dove lo raccogli questo fiato? Non lo so, è una cosa che mi è venuta sempre spontanea, anzi mi limito pure perché a volte dico ma insomma poi scoccia questa cosa e ti dico per un periodo sono stato anche convinto che magari, come dire, Stai fosse... perdendo, no? No, fosse da evitare. Ma dai. No. Invece poi quando l'ho evitata ho detto ma che Ma Gianluca, cosa puoi evitare, Gianluca? Voglio, allora lascio Non stare. perdere i sensi, no? No, devo dire che questo mi dovrebbe venire dallo sport, però considerate che è un anno e mese che non faccio niente, vuol dire che ho fatto una prova. Senti, Ci voglio... colleghiamo con gli artisti, no? Gli artisti Claudio Baglioni, il Sì, forte legame con sì, Claudio sì, Baglioni. buona, ma- Anzi, poi ce lo devi raccontare, perché Ce lo devi l'ho- raccontare. l'ho letto da un'intervista vecchia, però Mamma come è mia. stato importante Claudio Baglioni per te? Ma Claudio Baglioni è stato importante come, diciamo, altri due artisti in particolare italiani, che sono Ramazzotti e Raff. Sono quelli che mi hanno cresciuto che mullochelle, come si dice in gergo, perché io parto dal piano bar, quindi dovevo scegliere cosa cantare nelle serate da piano bar e ho cominciato a scoprirli proprio, cioè, ho scoperto brani della penna di Baglioni che hanno dei testi, mamma mia, cioè sembrano veramente scritti da un'entità soprannaturale. Poi ho scoperto all'epoca l'innovazione di Ramazzotti, quel suo essere artista internazionale, partendo dall'Italia che non ha una lingua internazionale. Raff con la sua delicatezza molto, come dire, poco appariscente ma molto di spessore, cioè veramente sono artisti che io adoro e ho sempre amato, li ho sempre anche, come dire, ritrovati in quello che faccio. Tra l'altro io ho anche una specie di plagio, l'unico quasi plagio della mia vita è di Baglioni. Il mare e la luna somiglia molto alle vie dei colori. E io me ne accorsi anche, solo che a un certo punto mi piaceva così tanto la cosa che stava venendo fuori, ho detto, ma importa, lascia così. Cioè, Qualche domanda? La vogliamo sì, fare? però voglio un attimo Vai. salutare perché nel frattempo, Sì, mentre vai, lui vai, cantava, vai. ho visto pure un po' i nostri messaggi, perché adesso ormai il social è social. Io non sto capendo E c'è- nulla E con c'è questi Cristina messaggi. Cordua che ha detto complimenti, soprattutto per la scelta dell'ospite. Era parecchio tempo che non sentivo e non vedevo Gianluca, mi sta rallegrando la serata e questo ci fa Ottimo, molto questo ci piacere, fa piacere. Cristina. E poi anche Giovanni Ruggero ci sta seguendo, Anna Maria Lucignano, Valentina, tanti che sono contenti di vederti in TV. Dalla Voce di Napoli invece ci sono questi messaggi, ahimè quanti ne stanno arrivando, davvero ragazzi io vi leggerò ognuno di voi, non vi preoccupate, almeno salutiamo anche con il nome. Allora vediamo, se il migliore è Gianna, non sono di parte, datosi la parentela ma è così, un bacio forte da Christian Donnarumma. È il cugino che io ho conosciuto e che fa il modello. Poi c'è cuginetto Virginia più Schettino. Hai ancora qualche sogno nel cassetto da esaudire? Stai ancora scrivendo la canzone che ti rappresenta oppure l'hai già scritta? Ma io, cioè, se non mi rappresentano le canzoni che ho scritto in questi anni vuol dire che non ci capite niente, anche perché noi cambiamo come persone, come esperienza, quindi ogni canzone rappresenta me in un dato periodo e la fotografia di quando l'ho scritta probabilmente è come quando tu, che lo sai, fai una fotografia, però per 10 anni sei diverso ma la stessa persona, quindi io scrivo sempre ciò che mi rappresenta.
magari più va avanti e più è difficile raccontarsi, perché hai delle evoluzioni tue personali che comunque ti portano a dei ritmi che c'è una cosa che a 20 anni ti senti in un turbine di sensazioni, di emozioni, poi insomma quando passa un po' il tempo diciamo, ti rassereni, però continua a scrivere. Sai, è una delle canzoni più recenti e insomma mi rappresenta in pieno. Sono tutte fotografie del sì, momento, sì, insomma. assolutamente, lontana siamo ora, sono tutte le canzoni del momento. Ciao Gianluca, mi chiamo Daniele, ho 15 anni, grazie a mia mamma che 3 anni fa mi ha portato un tuo concerto. La domanda: quando canti ai live nel pubblico, noti sotto al palco delle ragazze della mia età che cantano le tue canzoni, cosa pensi? Quanti anni ha? 15 anni. No, io noto, devo dire che noto questa cosa, non mi aspettavo, se avessi dovuto fare una previsione, non mi aspettavo, insomma, dopo tanto tempo, di rinnovare una generazione. Invece guardo sotto il palco e trovo ragazzi e ragazze, insomma, hanno veramente 15, 16, 13, 14, 17. Però non solo teenagers, no, Gianluca. che poi vanno fino ai 40, ai sì, 45, cioè la forbice si è allargata tantissimo. E li ritrovo pure nei amici di miei nipoti che hanno 13-14 anni, mi vengono a dire: sai zio, le mie amiche ascoltano e mi innamora ancora di te. E io, buono sì, va bene così, cioè. Sono immortali, sono testi immortali. C'è questa molto allegra e simpatica però. Rosalba dice: sono quella che nelle dirette del Covid ti chiedeva di farci vedere il tuo pigiama. I PI stanziti, ragazzi, No, cioè, vabbè, durante le dirette del Covid, a parte PI Anziri, questo fatto che avevano tutte quante come si chiama? La vestaglia con i cuoricini. Allora insomma io gli chiedevo di far vedere le vestaglie e poi c'era lei, come si chiama? Rosalba. Volevo il pigiama. Cioè, tra L'hai l'altro, accontentata quale qualche volta? fantasia? ma no, perché allora innanzitutto io non dormo proprio col pigiama, dormo con le tute, tipo tute. Ma nel lockdown è San Sirio, cioè io dovevo vestirmi. Sì. Cioè io mi vestivo così, cioè, e infatti mi dicevano che Gianluca mi sa cravatta per fare diretta. No, sì, posso usare che stiamo in casa e non mangiavo vestiti. Invece Maria Elisa, Rosalba e Rosanna, hai un'idea sulle prossime canzoni? Vi amo. Sì, già le stiamo scrivendo, a parte che adesso ci sarà quest'ultimo progetto che ho fatto con Marsica, che saluto, ciao Marsi, e devo dire che anche, vedi, poi dici, sta funzionando. Perché sperimento in un genere che non è esattamente il mio, e forse è più il suo, anzi è sicuramente più il suo, però vedi, quando poi riesci a metterci la verità, la tua verità dentro, comunque viene compreso. Infatti le persone lo hanno apprezzato, lo stanno apprezzando e mi piace, a me piace fare ogni tanto. Ma poi tu stai sempre in movimento, non stai mai fermo. Mamma, tenga ansirie proprio. Sì. Cioè. Un'ultima domanda e poi avvisiamo la regia un attimo di preparare il di video. quel blocco? No, il video delle fan. Il video delle fan. Aspetta, salutiamo il gruppo Capoziano. Ciao ragazzi. Sono orgogliosi di te. Assolutamente. Sì, stanno seguendo tutte le, tutte le pagine di Gianluca e tutti i gruppi, stanno tutti quanti all'ascolto. Io veramente sono grato, perché stanno più loro, a volte io condivido i loro post perché ne fanno loro MT. Quindi grazie ragazzi, siete fantastici. Sei un regalo inestimabile, ecco, l'ultimo voglio accontentarti. Antonella, ciao. Grazie Anto. Allora regia, vai. Partiamo con questo blocco e partiamo proprio dal 1998. Ieri. Tutti in attesa di Gianluca Capozzi. Siamo lì, guarda. Gianluca Capozzi, come va? Ciao, benissimo. Sei mai riuscito a contare tutte le volte che sei uscito su un palcoscenico tipo questo? Lui è Ciccio, No. te lo presento. Ciao Ciccio. La nostra trasmissione si chiama Tutti. Tutti. Ciao a tutti. Ciao a Battuta tutti. idiota, ma comunque. Ma infatti il nome del programma è Idiota, però va bene. No, la battuta mia è idiota, il programma va benissimo. Siamo contenti. Gianluca, il pezzo che va più forte in questo momento qual è? Il pezzo che va più forte, non lo so, lo domandi a me, devi domandare. non lo so manco io non lo so. Non lo so nemmeno io. Dai, dillo, dai. No, ti giuro che non lo so, insomma. Io spero che vadano bene tutti, sia questi di questo disco, di quello che uscirà, quello che farò ancora dopo, insomma, mi bastano una ventina d'anni, possiamo un po'. Ah, siamo un po' in 20 anni. Quanti anni hai adesso? 23. 23 a 43 anni. Noi ti seguiamo mentre tu vai sul palcoscenico. Vai, andiamo col Ciccio. Vai col Ciccio, vai. Vai insieme al Ciccio, aspetta. Insieme al Ciccio. Insieme al Ciccio. Insieme al Ciccio.
continuiamo a parlare di musica, perché per fortuna ci sono delle vite all'interno delle quali la musica diventa veramente fondamentale, diventa importantissima per andare avanti e per riuscire poi a guardare anche indietro in modo più sereno. Carla Colaiacolo è con noi e ci racconta una bella storia legata alla musica, anche se tu non sei una cantante. No, assolutamente. La musica mi ha aiutato a, diciamo, a superare una fase molto brutta della mia vita. Purtroppo circa 12 anni fa ho superato, diciamo, ho avuto un trapianto di midollo osseo e grazie alla musica io sono riuscita ad ottenere, a vincere, diciamo, questa battaglia contro la leucemia. Oggi posso finalmente dire di stare bene, di stare qui con voi. La musica che ti ha aiutato, che ti ha fatto compagnia, che ti ha tirato fuori da un momento molto brutto della tua vita, tra l'altro eri anche molto giovane, quindi come dire c'è una fragilità legata proprio all'esperienza di vita che è relativa a quell'età. La musica in particolare di un cantante, di un ragazzo che si chiama Gianluca Capozzi. Gianluca Capozzi, che è un cantante neomelodico famosissimo che noi abbiamo in studio, abbiamo invitato, no? No? Ma in realtà, sai, è così impegnato che credo che sia davvero complicato averlo. Perché così impegnato, Gianluca? E poi, se tu dovessi raccontarlo a Resta, non andare via, gridare forte, resta, è solo colpa mia, soltanto questo e basta, che cosa vuoi che sia, e non avrei guardato questa luna senza lei. Buongiorno, ora lo so, tu sei molto di più. Vabbè, la finisco qui, dai. Buongiorno a tutti. Gianluca Capozzi, aspetta Gianluca, facciamo una cosa, mettiti vicino a Carla, state vicini voi, io mi sposto. Ho sbagliato un po' le carte, scusate, no, ragazzi. Diciamo che non abbiamo contate sulla Maia se volete fare una sorpresa, cioè proprio non contate su di lei perché ore e ore Gianluca nascosto da una parte di Sax Rubra, Carla nell'ala opposta, tutti zitti, nessuno sapeva, ma poi è arrivata Super Maia. Eccola. Scusate, prima o poi doveva entrare, meglio subito così. Ma ci poniamo meglio il momento. Almeno ha dimostrato di non saper mentire. Diciamo. Gianluca, l'unica brava ragazza infatti è lei. Gianluca, sei più figo di Ricky Martin. No, giuro. Signori, me ne vado. La soddisfazione l'ho avuta. È stato un piacere. Avrei voluto dirti milioni di cose, ma mi limito semplicemente ad un grazie. Grazie per avermi accompagnato nei momenti più brutti della mia vita, ma soprattutto per aver reso il mio matrimonio ancora più memorabile. Ti voglio un mondo di bene, ti saluto da Carla. Così, un omaggio per le fan che ci hanno mandato questi video e questi ricordi, ma il ricordo di Carla Si è è emozionato fondamentale. Gianluca, guarda, Si è soprattutto quando ha emozionato. detto sei più figo di Ricky Sei Martin. un Ryan dell'End. No, si vede, noi lo No, vediamo. la cosa di Ricky Martin È stata forte mi quella. fece sorridere, insomma, che comunque, cioè, voglio dire, Ricky Martin, posso uscire. Ma no, Carla mi ha emozionato, perché poi quella giornata, siccome tu sei preso da fare, entrare, non sbagliare, questo e quell'altro, non vivi la vederla dall'esterno. Cioè, ragazzi, Carla io me la ricordo piccolina e la portai al concerto del Papa Partenope, che veramente non sapevamo se ce la saremmo tenuta o meno, diciamo così, perché doveva avere questo trapianto di midollo osseo, quindi vederla poi, insomma, adesso in video e ricordare, sì, un po' gli occhi lucidi sotto il lente. L'hai fatta vivere, Sì, gli hai e poi donato la luce. come dicevi tu, la musica è terapia, Sì. per lei è stata proprio Poi fondamentale. aveva una la tua sorellina, musica. che chiamavano, come chiamavano? Come la chiama? Massimo. A Pillel, o Pinnel, non lo so come la chiamavano, perché era lei che doveva fare da donatrice, piccolina. Io, cioè, cercai di sostenerla in tutti i modi, perché mi dissero che comunque era importante soprattutto l'aspetto psicologico. Vederla poi sposata, cioè, i miracoli che fa sulla musica, no io, la musica. Vogliamo dedicare qualcosa a loro?
Che possiamo dedicare? Dai. Possiamo dedicare... Questa qua che hai dedicato a lei, gliela dedichi pure adesso qua? Lontano Mora? Vai, possiamo O fare un po' di resta? resta, vai. Ok. Vai. Tranquillamente. Massimo presa la sprovvista. Infatti. Vabbè, questo è il bello della diretta. Sì. Ciao la strofa, ci sei? Regia, ci apri il pianoforte? Perfetto, ok. Seduto insieme a un vecchio ricordo, ascolto e la nostalgia mi parla di te. Cuore di ferro adesso di burro, piangi soffrendo i colpi dei miei perché. Occhi grandi, se n'è andata, ma tu non l'hai mai fermata. Su quella porta quando si è aperta, i passi di chi non vuole andare via. Spinti dal mio adorare me stesso verso quel tempo da cui non è più mia. Ma come ho fatto a non capire che per lei bastava dire resta, non andare via, gridare forte resta, è solo colpa mia, soltanto questo e basta, che cosa vuoi che sia, e non avrei guardato questa luna senza lei, ma adesso so dire resta, non andare via, resta, è solo colpa mia, soltanto questo e basta, che cosa vuoi che sia, non guarderò mai più nessuna luna senza te, perché tu sarai con me. Psicologo, curi la mente e il cuore. Ciao Federica. Gli effetti della musica sono veramente tanti. C'è la Andrei pazzo, no, c'è la musicoterapia, Dai. quindi è proprio una scherzando, ragazzi, scienza, una disciplina. Io sdrammatizzo sempre perché mi sento in difficoltà, o io mi bastano un video, mi metto a piangere. No, Vabbè. non piangere. Emozionaci più che tosto. Ma io che Piuttosto. mi emoziono. E trasmetti agli altri. Spero, perché credo che sia una dote fondamentale, se no cioè, sbagliata proprio mestiere. Senti, comunque noi chiediamo scusa in anticipo a tutte le persone che stanno scrivendo, Allora, perché non riusciamo a leggere tutto, infatti, che ne sono tantissime. Mi trovo un po' a disagio perché veramente stiamo ricevendo una miriade di messaggi, quindi vi chiedo di persona, perché ho il cellulare tra le mani, ho ricevuto tantissimi messaggi, quindi vi salutiamo tutti e sicuramente poi faremo una pagina, un elenco di tutti coloro che ci hanno scritto. Sì, poi faremo blocco 13, blocco 14, blocco 15, quindi Gianluca vi saluta tutti e grazie per le belle domande, l'avete comunque sorpreso, e poi belle domande incisive anche sul tuo rapporto con la musica. Assolutamente, le domande quando sono sincere sono sempre un po', ti mettono sempre un po' in difficoltà. Comunque, insomma, qualcun'altra abbiamo tempo di leggere perché abbiamo un altro quarto d'ora. Sì, cioè, infatti scrivono un bel duetto con Rosario Miraggio, mi scrivono. Salutiamo Rosario. Ciao, Cosa, poi volevo precisare una cosa, ma per un periodo di tempo mi è stato sempre chiesto, ma perché hai litigato con Rosario? Ma smentiamo questa cosa. Assolutamente, smentiamola categoricamente, anzi un abbraccio Rosario a te, Antonella, ai tuoi bambini, un abbraccio anche forte. Perché Rosario l'aspetteremo qui a tu per tu, Dai. Allora, faccio una telefonata. Bravo. Per tutte le fan che stanno dicendo che non solo sei bravo ma anche bello, scegliamo il blocco 3. Ecco un altro blocco. No, blocco 3. Nel blocco 3 è inquietante sta cosa, il blocco 3. È solo... Come la vedete? Brecca. Apri blocco 3. Sono solo fotografie, quindi le commentiamo mano a mano che le vediamo, vai. perché ci sono vari momenti, anche diciamo collaborazioni. È un blocco fotografico. Ma si parte pure un po' dal tuo fisico. Queste foto cosa vuoi commentare? Il fisico. Innanzitutto la malinconia, il primo lockdown, sei troppo bello, mamma Carmano, non Dai, non ti lamentare che stai bene anche adesso. No, vabbè, ma... Qualche chiletto tutti l'abbiamo messo. Qualche chiletto. Lasciamo stare. Insomma, volevo mandare un abbraccio al mio personal trainer, che secondo me non riconosco, mi sapì. Questa è la tua metà di un viaggio anche. Sì, assolutamente.
che là mi dà la ci fatto veramente extra large. Arriviamo ai tempi vogliamo parlare moderni, pure dai. di Parliamo... questa tua entrata nel mondo anche della produzione, delle Sì, magliette, sì, del sì. marchio. Allora, nacque tutto da un'idea di Stefania Vallone, che se ci sta sentendo mi fa piacere perché posso mandarle un saluto, che ebbe l'idea proprio di fare queste shirt e mi diede carta bianca su tutti i pareri che io avessi voluto dare, e io feci queste magliette proprio esattamente come faccio le mie canzoni, il mio lavoro, cioè le scegliemmo, il modello lo scelsi io, la vestibilità, il cotone e quant'altro. E tenevano i poi, titoli delle tue canzoni? Sì, ce ne sono diverse, ce ne sono di Sai, ce ne sono di Vesta, ce ne sono di Mi dispiace, c'è Malamore, c'è Lontana Samore, cioè ce ne sono diverse, e tra l'altro c'è un e-commerce, diciamolo. Potete venire anche sul mio profilo Facebook o Instagram, e c'è un e-commerce dove si può addirittura personalizzare. Cioè beh. praticamente si contatta l'e-commerce e si dice io vorrei questa frase di Gianluca e così. E ti arriva a casa compresa di cartolina autografata. Bello. Insomma, devo dire che la cosa è andata anche molto bene, insomma, non mi aspettavo una risposta tale, perché di solito queste cose si fanno per dare un surplus a, come dire, a chi già ti ascolta. Sì. Qualcuno cominciò a chiederle senza scritto, perché ci piaceva proprio la maglietta. Quindi Antonio, quindi lui ha fatto un sogno da ho fatto un sogno alla realizzazione di quella... Due al prezzo di uno, che bella cosa, dai. No, devo dire, è stata simpatica. La vita è stata clemente. E la foto con Massimiliano l'abbiamo scelta perché ci devi parlare un po' di questo rapporto. Allora, quello è un post, quello è un post su idilliaco, litigate anche. Cane e gatti? Non è possibile. Io sfido chiunque l'ascolto, te un frate o una sorella e dice non litighiamo mai. Figura di lavorarci insieme, insomma, però se resistiamo da 25-26 anni, innanzitutto c'è una stima, perché io credo di avere un fratello, lasciando stare il carattere che comunque insomma è una persona onesta, è una persona però mio fratello c'ha proprio the balls, cioè c'ha le palle. Il Super Santos! Cioè non è in inglese è più facile, bello. non è facile, perché tu puoi avere un fratello onesto, però come insomma, te le ha portato un po' caprese, sai? Ma quanto è bellissimo! Come invece, insomma, poi pare più giovane di me, e invece c'ha 1 anno e mezzo in più. Vedi? Cioè, televisa e qualità, si dice in serio. Peso, misura e qualità. Senti, e poi abbiamo messo queste due collaborazioni, mo ti cogliamo alla sprovvista, vai. ma puoi anche dire di no. Questi brani che hai fatto con Mr. Hyde e questo brano che è andato molto bene con Emiliana, se ce li vuoi accennare un po'. Ce l'hai anche, credo che anche questo un vedi, è sol proprio minore, il bello della diretta, perché non l'abbiamo proprio concordato. Oh, la minore, va bene. No, intanto insomma, il bello di avere Massimiliano è un po' che non suona con me perché si occupa ormai di cose un pochettino più complicate. Però oggi l'ho convinto e quindi avere Massimiliano è come l'enciclopedia. Dare sul sicuro. Ciò che provo per te è lì dentro di me, immobile. Tutto bello sì, ma non poteva durare questa verità. Non rimpiangerò mai ciò che è stato di noi, anche se poi potevamo di più, forse molto di più, e tu lo sai, lontano s'amore, ma insieme sti cuore non sanno fate che darsene un'ora. Lontano s'amore, ma forse è destino, sfiorarsi per sempre non sta mai vicino. Lontano s'amore, ma è quello pensiero che insieme non siamo con sfizie la sera. Lontano s'amore. Lontana s'amore. Mai fatto? Allora adesso Vogliamo Gianluca approfittare per deve mostrare Emiliana. adesso la sua abilità e dopo sì, ci sarà un pezzetto. Salutare Emiliana. Emiliana, che è diventata mammina proprio da poco. Sì, salutiamo Beatrice, te Emiliana sei una grande mamma. A parte Ciao vediamo anche sempre
i suoi post su Facebook, su Instagram, davvero molto bella. Andiamo. Allora, deve mostrare la sua abilità, Sì. anche perché noi faremo delle domande. No, non ti spaventare. 10 secondi, la risposta deve durare 10 secondi. Ecco, noi ti facciamo la domanda breve e tu mi devi dare una risposta, ok? Una per una. Sì. Sei pronto, Antonio? Sì. Gianluca Capozzi, come ti rilassi? Oh, Marò. Come mi rilasso? Con lo sport. Un pregio e un difetto del tuo carattere? Superficialità e spontaneità. Cibo preferito e cibo che non ti piace proprio, come te la cavi in cucina? Cibo preferito tutto, l'unica cosa che non mi piace è Oguruniello. Ah. E fai qualche collezione di qualche oggetto? Di No. qualche... No, niente. Cosa ti fa arrabbiare? La cattiveria gratuita. Un programma televisivo che ti piace più di tutti? Attualmente nessuno. A quale reality parteciperesti? Nessuno. Il primo Grande Fratello, o primo, che hanno fatto? Bravo. Quando devi scegliere cosa mettere, che colori preferisci? I colori neutri, cioè nero, bianco, grigio, quelli basici. E invece cosa non indosseresti mai? Colori fluo. Cosa è per te la felicità? La serenità. E il tuo rapporto con la fede? Mi faccio molte domande e qualche risposta me la do, qualcuna no. Bene. Hai raggiunto tutti gli obiettivi che ti eri prefissato? No, No. Sei superstizioso? quando mi conviene. Anche perché Edoardo diceva che essere superstiziosi... Non è vero, ma ci credi. No, è da ignoranti, invece però non crederci è peggio, ecco. Essere superstiziosi è da ignoranti, non essere da stupidi. È da insomma. stupidi, Ok. bravo. L'ultima domanda invece è la richiesta più stravagante che ti ha fatto una fan. Se lo dici. Vabbè, una che si può dire. Una Sono richiesta tutte che non si possono di dire. regalargli un indumento intimo. Ah, Dillo! Di regalargli le mutande. Lo dici coi denti, ma l'hai dai, fatto? vai. No. no. È Anche stato perché al momento bravissimo. era difficile andare via. È stato bravissimo. Bravissimo e Antonio. velocissimo, vedi, è proprio Velocissimo. Infatti, perfetto per noi. Perfetto Poi- per noi, per a tu per tu. Fino alla prossima volta. Blocco 7. No, adesso abbiamo un altro po' di tempo e ti vogliamo far vivere un po' con nostalgia Sì. tutti i momenti dei concerti. Mamma. E abbiamo scelto un pezzettino proprio piccolissimo di una fan che ha mandato, che era presente a uno dei tuoi ultimi concerti, e vediamo un po' l'atmosfera che Vediamola. si respira ai concerti di Gianluca. Ecco qua, proprio un pezzettino. Ma no, Ti ma- mancano queste cose, no? Ma mi manca tutto, mi manca la gente, mi manca l'energia, mi manca i musicisti, mi manca tante cose, cioè veramente, e non è un fatto tanto per dire, è un fatto che adesso io mi guardavo, cioè volevo stare pure sotto palco con me, pure a me sentire, però almeno Ci vivere sarà la quella rinascita cosa. per lo spettacolo e noi speriamo. Per la che vita, tutti possano ragazzi, lavorare perché per ci la vita, stiamo sì. abituando a Sì. non vivere. Bravo, è la bravo. cosa brutta, è che Alle l'essere umano si abitua a strette tante siamo cose. Sì, questo è brutto. Vogliamo ricordare che questi live poi comunque Bravo, li salutiamo i li partner. potrete riascoltare giovedì alle ore 20 su Radio Studio M, quindi salutiamo
Anna Maria e Susi Viscardi, mentre su Instagram e su Giovedì a che Facebook ora? giovedì alle ore 20. Giovedì alle ore 20. Su Radio Studio M, mentre su Instagram e su Facebook La Voce di Napoli sta trasmettendo in diretta. Con Bruno Cirillo. E intanto questo è un omaggio da parte di Braccia Print Center. Braccia Print Center. Allora, Grazie Braccia. lui Un lo abbraccio. vede questo regalo, mentre noi invece ci vediamo. Sì. Allora, per la regia diamo qualche indicazione, e le Vai. diamo pure a Gianluca le indicazioni, perché adesso ci guardiamo l'ultimo tuo singolo, Voglio sta con te, ritorniamo in studio, ti fai trovare già al Sì, piano con sì. l'ultimo live e poi salutiamo. Però voglio che Perfetto. Antonio faccia vedere anche una foto che gli ho mandato. Sì. No, quanti anni fa? Quanti anni fa? Io avevo 14 anni, quindi tu 16-17 anni, su per giù. Oh, ah. E allora, Voglio sta con Hai te, visto? l'ultimo Vai, andiamo. singolo di Gianluca Capozzi. Ma che già Siete si trucca. carini. Allora, volge al termine la prima puntata, abbiamo scritto bene durante la campagna pubblicitaria col botto, perché siamo partiti con la presenza graditissima dell'amico artista Gianluca Capozzi. E, grazie. proprio per testimoniare tutto quello che sta succedendo, perché noi Sì. in parte lo stiamo vivendo in diretta, ma gli altri invece stanno seguendo e stanno vedendo che sta succedendo sul web e anche in televisione con i messaggi, il nostro editore Angelo Uccera ha deciso di mandarlo in replica domenica alle 21, quindi chi se l'è perso o chi se lo vuole rivedere, perché è sempre, perché soprattutto è i tre blocchi che poi... è sempre bello sentire e risentire Gianluca. Mancano 2 minuti, vogliamo chiudere con un live. Vai, Però vai, Angelo chiudiamo. Uccero, ti ringraziamo per tutto quello che hai realizzato per noi. Grazie Partenope TV, Anche grazie tutto lo Renato De staff Cate e il tecnico, team. Antonio, E i il team. montaggi. Volevo fare i Antonio. complimenti, veramente insomma tutto impeccabile, veramente complimenti a tutti quelli che ci sono dietro a Partenope TV, Angelo in primis ovviamente. E niente, è stato un piacere, io vi rivedo sempre con affetto e con piacere. No, ma dopo il live ti devo fare l'ultima domanda, quindi insomma poi ci salutiamo sì, dopo. sì, sì. Non avevo dubbi. Vai. Dentro gli occhi di chi mente sai, ci ho guardato troppe volte ormai ed ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me, anche se ora il cuore vuole, io non trovo le parole per spiegarti che vorrei spiegarti che non voglio perderti, riempire gli occhi miei con i sorrisi che fai tu, coprirmi con le braccia degli abbracci tuoi, andare insieme ovunque, dove vuoi, e poi scoprire che è lo stesso anche per te, capire che non vivi senza me. Vorrei spiegarti che non voglio perderti, se avessi quel coraggio che non ho. Che non ho. Bene, abbiamo chiuso in bellezza e all'inizio ti ho detto che a fine puntata ti avrei chiesto se eri stato bene con noi, se ti era piaciuta la puntata. Cosa ne pensi di e A Tu per se Tu? invece insomma Allora, dico posso sembrare scontato, ma è una cosa che ho detto dall'inizio. Io sono stato bene, ma non mi meraviglia, perché conosco te Antonio e te Ida, cioè hanno visto una fotografia e io e Ida in Dagon, quindi è tutto documentato. Antonio lo conosco dai È tempi, certificato anche. dai tempi di Shue giornalino, quindi stiamo parlando veramente dall'inizio. Quindi io quando loro mi chiamano non mi hanno neanche spiegato che è. Grazie. Cioè vengo qui, faccio 2 chiacchiere con 2 vecchi amici e il gioco è fatto, quindi
Dire che sono stato bene è secondo me scontato. Vi posso semplicemente dire che mi fa piacere che ci siano delle persone che sanno farti esprimere come artista, e loro sono due di queste persone. Grazie. Grazie per la stima che è reciproca. Gianluca Capozzi, a tu per tu. È un arrivederci, a presto Gianluca. Assolutamente sì. Chiudiamo questa puntata e rinnoviamo sì. l'appuntamento a domenica con la replica alle 21 e martedì prossimo con un nuovo ospite. Punto interrogativo. Chi sarà tutto il blocco prossimo, ma per un meno. Artista? Ok, bravo. Grazie Massimo e, anche e grazie dalle 20 Gianluca. giovedì, Radio Studio M. Grazie a Ciao. tutti. Ciao.